E trema, stavolta toccato al nord Italia ed esattamente ieri, domenica 21 luglio, due scosse di terremoto sono state sentite in Piemonte. La prima è stata di magnitudo 2, più o meno verso le 16:30, e la seconda di magnitudo 2,5, entrambe ad Argentera, a una profondità di 10 e 13 km, quindi diciamo che sono state molto sentite dalla popolazione, in effetti, perché la profondità era di poco, in effetti. Ciao Diego, fortunatamente non ci sono stati danni o vittime o feriti o qualche altra cosa, però i residenti hanno avvertito le scosse. Poi ci sono stati altri eventi sismici, sempre di magnitudo inferiore, cosiddetti strumentali. In Piemonte ieri alle 16:30 due scosse di terremoto, una di 2 magnitudo e un'altra di 2,5, tutte e due ad Argentera, 2 e 2,5. La profondità è 10 e 13 km, quindi ragazzi sono state molto sentite dalla popolazione in effetti. In effetti ieri poi, a parte questo qua, si è registrato un forte sciame sismico che ha interessato il nord e il sud, quindi da nord a sud c'è stato questo sciame sismico, diciamo. Quindi ci sono altre scosse che sono state a Cassa- Castel Sant'Angelo sul Nera, Macerata, con magnitudo 2. Poi a Menfi, come già avevo detto in un altro video, in Sicilia, e un'altra addirittura in mare, nel Tirreno meridionale, di 2,8. Quindi diciamo che ieri un po' in Italia si è ballato un pochino, diciamo così. Però diciamo queste scosse sono state avvertite domenica ieri, quindi 21 luglio, ad Argentera, che è una provincia del Piemonte, quindi una di magnitudo 2 e una di 2,5, tutte e due allo stesso posto, Argentera. Però fortunatamente ragazzi non ci stanno né feriti né danni a strutture o altre cose, giustamente, però la gente l'ha sentito. Poi ci sono stati tanti altri terremoti. Allora guarda, io ho fatto il video, non si sa se l'asteroide colpirà la Terra, perché gli scienziati, quelli dell'ESA e della NASA, però se ne stanno occupando quelli dell'ESA ora. Allora, l'asteroide passerà molto vicino alla Terra. Il problema loro è che il campo gravitazionale può, attirare a sé questo masso che è di 40 metri, non è gigantesco, Diego, però 40 metri può, non dico esageratamente, una città te la butta, non dico a terra, ma fa belli danni, quindi partiamo da questa cosa qui. Non è a livello mondiale, partiamo da questo, eh. Però che ne so, tipo una città come, ti faccio un esempio, Cava dei Tirreni, oppure che ne so, una provincia di Milano, oppure una provincia di Torino, come ti devo dire? Può fare, ti ricordi a Tunguska in Russia? Quando è passato quell'asteroide? Pensa che quello lì, ti ricordi tutti gli alberi abbattuti a terra che ha fatto quel casino? Questo è più grande di quello. Quindi immagina che cosa può combinare. Quello a Tunguska fece rase al suolo tutti quegli alberi. Quindi diciamo che se arriva questo di 40 metri, no, è vero, 40 metri a sentire così per te sono pochi, però è pure roccioso questo asteroide, quindi entrando in atmosfera non si frantumerà, diciamo, capisci? Quindi è pure ferroso, diciamo, quindi è molto pericoloso, perché quando un asteroide passa la Terra, in effetti si incomincia a frantumare, perché stesso l'attrito e la forza lo fa consumare. Però questo qua è roccioso e ferroso, cioè è molto forte, quindi potrebbe arrivare diretto. Sì, sì, l'ho fatto stamattina, sì, sì, il video. E quello è pericoloso, sai perché? Perché quello può cambiare
il clima a livello mondiale, perché chilometri e chilometri di cenere che vanno in cielo poi rimangono lì e non fanno passare i raggi solari sulla Terra, capisci? Allora perciò a volte si dice che si va in un'era glaciale perché il Sole non riesce a penetrare l'atmosfera, capisci? Quindi sotto fa freddo e può durare pure 2 o 3 anni, capisci? Poi dipende da quanto esploderà e quanto tempo poi, perché dobbiamo pure vedere quanti anni durerà, se dura un giorno, se dura un anno, se dura 2 anni, poi dipende sempre anche dalla durata dell'eruzione. Quindi, allora, se 6 milioni di anni fa ha eruttato per un anno e ha buttato più di 15 milioni di metri cubi in aria e per 3 anni non c'è stato il sole. Pensa un po', tanto per dirti, eh. Quindi, ragazzi, se quello là gira, che è pericolosissimo, i Yellowstone, Campi Flegrei sono super vulcani, quindi no, no, in Italia forse no, però negli Stati Uniti penso che lo farà. Quindi diciamo che a livello sia globale, però più negli Stati Uniti. Qui può arrivare qualche cosina, ma non di più. Di certo farà freddo pure qua, eh. Però quello che diciamo andrà proprio brutto brutto sarà negli Stati Uniti se capita una cosa di queste. Quindi loro se già in inverno arrivano a meno 40, arrivano a meno 100 poi con questo coso. Speriamo di no, questo è di 40 metri, quindi la speranza è che il campo gravitazionale non lo attiri. Pure io, pure io, guarda, ieri pomeriggio non ce l'ho fatta e sono scappato, basta, ho detto, quindi me lo sono fatto, mi sono stato in acqua fino alle 7, 7 e mezza, tranquillo. Sono andato alle 3 e mezza fino alle 7 in acqua, ho fatto 4 ore di ammollo. Quindi ragazzi, diciamo che va tutto male come sempre, quindi sempre notizie brutte. Qualcuno dice, Giuseppe, tu dici sempre cose brutte, ma ragazzi, trovatemi una notizia buona e faccio il video, che vi devo dire? Qua come giri giri trovi solo guai, buone notizie non ce ne stanno. Quindi mi dispiace, ma è così, ragazzi. Se dobbiamo vedere qualche buona notizia, guardiamo qualche telenovela. E allora vi posso dire qualche buona notizia. Solo così ve la posso dire. Vabbè, scherziamo, ragazzi, è meglio, va. Comunque, ragazzi, diciamo ci sono state queste scosse. Speriamo no, che non cambia, diciamo, l'inclinamento a parte che secondo molti scienziati già va, dicono ci sta lo spostamento dei poli, quindi speriamo bene che non succeda nemmeno questo. Quindi ci sono tante teorie che ultimamente volano in rete, lo spostamento dei poli, chi dice l'apocalisse, chi dice... Comunque ragazzi, ce ne sono tanti, quindi in effetti sono tanti guai che potremmo stare una giornata intera a parlarne. Va bene ragazzi, vi auguro buon appetito, tanto sono le 13:40, penso che la maggior parte o stia mangiando o stia per la via. Quindi buon appetito a tutti ragazzi, se ci saranno altre notizie, spero di no, a livello di terremoti, spero di fare qualche altro video di qualche altra cosa, ma non di un altro terremoto. Quindi vedete, ieri è successo il terremoto in Piemonte, vedi, solo oggi si è saputo, cioè la TV non lo mai dice al finale, quindi sempre lo sappiamo perché se mai qualcuno l'ha trovato, se no passava. Vabbè ragazzi, ci sentiamo e buon appetito a tutti. Alla prossima, al prossimo video, speriamo che ci sta una notizia buona. Anche se ragazzi, non ve lo prometto. Ciao ragazzi, ciao Patrizia, ciao Maria, ciao Diego, ciao a tutti ragazzi.